Ti do il benvenuto, mi presento, sono Walter Michelini, segretario nazionale dei Veneticans for Freedom Front, fronte di liberazione dei Veneti, fronte di liberazione per la libertà. Quello che ti racconterò su questo canale ti sconvolgerà. Scoprirai cose che ti sono state nascoste per oltre 150 anni di occupazione italiana, cose che hanno impoverito il popolo veneto e che lo hanno sottomesso e che gli hanno tolto conoscenza, cultura e storia. Quello che ti invito a fare è iscriverti ai nostri canali e condividere quanto verrai a conoscenza con più persone possibili. Questo ci aiuterà a far crescere il nostro fronte e a portare più persone possibili la conoscenza della vera storia del popolo veneto, ma soprattutto a far valere i diritti internazionali che abbiamo come popolo e come Stato. Posso chiederti quanto era vasto il territorio della Serenissima? Allora, il territorio della Serenissima comprendeva quello che attualmente sono il Veneto, il Friuli, l'Istria, il Basso Trento, Val Camonica, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova e da Ravenna fino a Rimini. Questi sono i territori che comprendevano la Serenissima Repubblica e che grazie a quella legge di Calderoli sono stati liberati dallo Stato italico. Più o meno questa descrizione che tu mi hai fatto risale a quale anno? 1866, anno del referendum truffa, con l'annessione illegittima dei territori veneti all'Italia. È interessante questo argomento. Era truffa di cui facevi riferimento prima. Esattamente. Ma cosa è successo? Nel 1866. Sì. È una cosa molto simpatica. 1866 i territori della Serenissima sono sotto gli austriaci. I veneti combattono con gli austriaci, a fianco degli austriaci, contro l'Italia, perché l'Italia era alleata con la Prussia contro l'Austria. Finita la guerra, visto le varie vicissitudini che ci sono state, la Francia, che si mette in parte a fare da intermediario, decide di concedere il Veneto all'Italia sotto consultazione popolare. Quindi viene indetto un referendum a livello internazionale, già all'epoca esistevano i diritti internazionali, era previsto, dove i veneti potevano votare se essere indipendenti, liberi, sotto l'Austria o andare sotto l'Italia. E questo è stato la alla truffa più importante che ha fatto l'Italia, senza contare quello che ha fatto precedentemente con l'annessione del regno delle due Sicilie, che magari lo possiamo guardare, ne possiamo parlare dopo. 1866, siamo 21-22 ottobre, avviene questo referendum, dove ci sono due urne, una per il sì e una per il no. I votanti sono schedati, nome e cognome se voti per il sì e nome e cognome se voti per il no, ed è sotto forze armate, cioè sotto i carabinieri, quindi è tutto sotto controllo dello Stato italico. Da tenere conto che già ben 2 giorni prima le bandiere italiane sventolavano in piazza San Marco, quindi ufficialmente i stati il territorio veneto era già stato annesso all'Italia. Lo scrive anche il generale Taon de Revel nelle sue memorie, che sono documenti ufficiali che sono stati ritrovati, e pertanto c'è una prova tangibile e certa del fatto che è stata una vera e propria truffa. Infatti abbiamo riscontrato che nelle votazioni solo 69 veneti hanno dichiarato di non voler essere annessi all'Italia, cosa che fino a qualche mese prima eravamo al fianco degli austriaci a lottare contro l'Italia, e secondo loro noi lottavamo prima a fianco degli austriaci contro l'Italia e dopo abbiamo deciso di essere annessi
non esiste proprio. Ci sono queste memorie, c'è anche un altro documento che dopo casomai vorrei leggere, che magari lo facciamo anche vedere, che questo qui è un documento che quando l'ho visto mi ha fatto veramente rabbrividire, visto quello che c'è scritto. Però queste sono tutte documentazioni ufficiali che noi abbiamo e che possiamo a livello internazionale far valere per rivendicare l'indipendenza ab originem, cioè già dal 1866, perché essendo stata un'indipendenza fatta con una truffa ed essendo che i diritti umani non vanno in prescrizione, potremmo comunque, una volta ottenuta l'indipendenza grazie alla 212, andarla a rivendicare anche ab originem. Allora ti leggo questo documento, perché questo è un documento storico, questo è tratto dagli archivi ed è un documento che era affisso al di fuori del comune di Vicenza. Questo magari lo pubblichiamo anche finché lo leggo, che così ci rendiamo conto di dove sono arrivati. Italiani del comune di Vicenza. Già ci chiamano italiani, dobbiamo ancora votare. Oggi siamo chiamati a compiere il più solenne atto d'uomini liberi, sovrani nel proprio paese, nel nostro che è il Veneto, anzi a Serenissima Repubblica, non nel paese Italia. A crearci una patria e questa patria è l'Italia, è avanti. Nella unione all'Italia la indipendenza, la libertà, la dignità di cittadini di una grande nazione, la prosperità pubblica, donde il benessere del popolo, la progressiva redenzione dell'operaio, del povero. Nella separazione la perpetua servitù allo straniero, la tirannia dei pochi protetti e satelliti dello straniero, le umiliazioni del debole, la povertà pubblica, donde la miseria, l'abbruttimento del popolo. Chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no la prova d'anima di schiavo nato al bastione croato. Già qua iniziano con le offese e vabbè, lasciamo stare. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no con la mano tremante, di nascosto come chi commette un delitto, con la coscienza che grida traditore della patria. Hanno addirittura inserito dentro il potere della Chiesa, il potere cristiano, che sappiamo che all'epoca era molto più preponderante di quello che è attualmente. C'era molta più conoscenza cristiana di quello che c'è oggi, molta più gente credente, molta più gente che andava in chiesa rispetto ad oggi. C'era un altro modo di vedere la chiesa, no? E cioè, hanno giocato tutte le armi subdole possibili per portarci a fare un voto. Ma questo manifesto era appeso su tutti i territori della Serenissima, su tutti i territori, cioè hanno fatto una cosa abominevole, assurda e inconcepibile. Ma questo è stato solo l'inizio. 1866, referendum, ci annettano in questo modo all'Italia. E abbiamo visto che non è legittimo, leale. È vero che il voto non era privato? Sì, il voto, c'erano due urne, una per il sì e una per il no. E veniva scritto il nome che votava per il no, chi votava per il sì o chi si asteneva. Quindi veniva proprio scritto, c'è un video che può dimostrare questa cosa, dove si spiega come è successo tutto il referendum. Quello potremmo farlo vedere, che così è molto più interessante, molto più esplicativo di quello che sto spiegando io. Ma quello che è successo dopo è anche peggio, perché nel momento in cui l'Italia ha occupato questi territori, ha istituito la diaria sul macinato pari al 300%. Quindi questi territori, che erano per la maggior parte proprietari terrieri, si sono trovati a pagare il 300% di tasse. Ma come se non bastasse, hanno istituito anche la leva militare di 3 anni. E quindi i più giovani, la forza lavoro più giovane, per 3 anni se ne stava fuori dai terreni a poter dare una mano ai genitori a coltivare il terreno. Quindi non ho forza lavoro, devo produrre il 300% in più. Risultato, dal 1866 al 1900 c'è stata la più grande diaspora di un popolo. 1.750.000 veneti sono scappati. Brasile, Argentina, Austria, Olanda, Germania, Australia,
Canada. Se facciamo il conto che nel 1866 i territori della Serenissima contavano 2 milioni e mezzo di abitanti, capiamo bene che 1.750.000 veneti scappati se ne sono scappati tutti. E con loro anche il sapere, la storia. E con loro il sapere, la storia, perché nei territori dove sono scappati, facciamo un esempio Brasile e Argentina, soprattutto dove ci sono intere comunità venete, ci sono dei paesi, si chiamano a Nuova Monselice, a Nuova Padova, dove parlano il italiano, che è la nostra lingua veneta. E là si ricordano ancora, perché là non hanno cancellato la memoria come hanno fatto qui, perché qui ci hanno cambiato i libri di storia, perché una repubblica serenissima che ha 1100 anni di storia, che conta 120 dogi contro i 150 anni di storia italiana, c'è un trafiletto di una pagina e mezza delle repubbliche marinare. Marco Polo era italiano, Marco Polo era veneto, non era italiano. Non esisteva l'Italia quando c'era Marco Polo, così come hanno fatto con i duo siciliani, stessa identica procedura. Secondo te è intenzionale? Certo, è stato intenzionale, Era era un progetto ben preciso. Nel momento in cui noi non conosciamo il nostro passato è come se non fosse mai esistito. Certamente, ci hanno scritto degli altri libri. La storia che leggiamo sui libri di storia non è la storia reale, quella vissuta. Hanno scritto una storia che non è quella vera. Il popolo veneto è uno dei popoli più antichi dei territori europei. Si presuppone che discendano dai Celti. I ritrovamenti dei popoli venetici, uno dei ritrovamenti principali o comunque date certe è la stele di Isola Vicentina, dove c'è questa stele dei Venetkens, dove appunto c'è un'incisione in alfabeto venetico che parla dei Venetkens, ovvero genti venete, ed è datata a 3500 anni, quindi siamo certi che questi territori sono almeno 3500 anni che sono abitati dal popolo veneto. Quindi stiamo datando, correggimi se sbaglio, avanti Cristo. Certo che sì, 3500 anni sì, siamo avanti Cristo. Quindi prima dell'esistenza di tante nazioni che oggi conosciamo come... Prima dell'esistenza di tante nazioni che ci sono adesso. Quindi la penisola italica è occupata da parecchi popoli. Quali altri popoli facevano parte del territorio italico prima dell'Unione? E se vuoi te li leggo, perché a iniziare dai Cimbri e dai Ladini abbiamo gli Etruschi, i Liguri, gli Euganei, i Reti, i Camuni, i Sardi, i Sicani, i Lucani, i Sabelli, i Celti, i Siculi. E questi sono solo alcuni dei popoli dell'isola italica. E tutti loro avrebbero la stessa possibilità di fare autodeterminarsi. Questo percorso. Certamente sì. Rispetto a quello che tu mi hai raccontato riguardo al 2010 e di Calderoli, quello riguardava principalmente... Quello riguarda solo questi territori qui. Bene. Però la legge sull'autodeterminazione la possono applicare tutti i popoli dello Stivale italico. Facciamo il passo indietro riguardo a Carlo Aianello e la spedizione dei 1000. E lì c'è stato, diciamo, l'innesco che ha portato un effetto domino di eventi. Certo. Che ha portato poi all'unità d'Italia. Allora, siamo nel 1860, 1859, 60, 61, quando c'è stata l'unità d'Italia, e si è deciso di fare l'annessione del Regno delle Due Sicilie. La motivazione non è stata l'Unione Italiana, ma la motivazione è stata un'altra e ben diversa. Il Regno Sabaudo, i Savoia, si erano indebitati a suon di guerre. Si erano indebitati con chi? Con i Rothschild, banchieri inglesi. Per fare che cosa? Per fare le guerre. Quindi per avere le armi e i soldi per il cibo. Soldi no? per combattere, per fare tutte le varie guerre. Okay. E di conseguenza, non avendo possibilità di restituirli, sapevano che il Regno delle Due Sicilie era ricco, e dopo vedremo anche un'altra informazione molto importante, hanno deciso di andarsene a appropriare. Quindi si sono inventati la spedizione dei 1000, perché 1000 soldati male armati e male addestrati, in base ai libri di storia, avrebbero sconfitto 70.000 soldati ben addestrati e ben armati del Regno Borbonico. Mi sembra un po' strano. Sui libri di storia non leggo di battaglie vinte da Garibaldi. In realtà c'erano le navi inglesi a largo che tutelavano e che coprivano Garibaldi. E molti... Che erano i creditori. Esatto. E molti alti ufficiali dello Stato
dello Stato borbonico erano già stati corrotti in modo tale che lasciassero passare Garibaldi, quindi non c'è stata guerra, c'è stata solo una pacifica invasione di 1000 balordi che sono stati usati solo ed esclusivamente per raggiungere lo scopo di andarsi a prendere la ricchezza dei stati borbonici, che se noi andiamo a guardare riserve auree zecca dello Stato italiano, che magari dopo pubblichiamo anche il link così li facciamo vedere, scopriremo che il 70% dei lingotti italiani che ci sono nella zecca dello Stato italiano sono marchiati Regno delle Due Sicilie. Il 70% dei soldi sono del sud Italia. Questo è quello che è successo nel 1861. Senza tener conto che purtroppo l'Italia ha un altro triste primato. Italia, parliamo di Savoia, non Italia, stivale italico con tutti i popoli annessi, mettiamo in chiaro le cose. Perché un certo Camillo Benso, conte di Cavour, a Fenestrelle, a Torino, ha creato i primi lager, ovvero campi di concentramento, dove venivano deportati i duo siciliani che avevano assolti nella calce viva. Anche lì possiamo mettergli il link e fargli vedere questa informazione, che è purtroppo reale. Per cui i primi campi di concentramento non li ha creati Adolf Hitler, ma li hanno creati purtroppo gli italiani. Eliminare chi si ribellava, che erano diventati briganti. I briganti non erano in realtà ladri, eccetera. I briganti erano quelli che si ribellavano, mentre i veri briganti li hanno fatto i monumenti in tutti i territori italiani, vedi Giuseppe, parliamo di Garibaldi ovviamente, visto che era il cosiddetto eroe dei due mondi, ma in realtà... Vabbè, ma Garibaldi era italiano, no? Assolutamente no. Ah no? No, Garibaldi, definito l'eroe dei due mondi, aveva i capelli lunghi perché aveva le orecchie mozzate, perché in Brasile ed Argentina era ricercato come stupratore, assassino e ladro di bestiame. E quindi non era un bel esempio. E lui non era né più e né meno che un combattente a stipendio. L'hanno assoldato per fare questa operazione, ma Garibaldi in realtà il suo vero nome si chiama Joseph Marie Garibaldi ed è nato a Nizza e a lui dell'Italia non gliene può fregare di meno. Ma che prove abbiamo a sostegno di questa cosa? Allora esiste un libro scritto da Zagor Borghesi che si chiamano le ultime lettere, l'ultima lettera di Garibaldi al Collodi, che sappiamo il Collodi è quello che ha scritto Pinocchio, nella quale Garibaldi fa un'autodichiarazione e scrive tutto quello che è successo dalla sua nascita fino alla sua morte, raccontando anche quello che è successo per quanto riguarda l'invasione del Regno delle Due Sicilie. Quindi questo è un libro con documenti storici, perché il Borghesi è un romanzo, ma è documentazione storica. Quindi è un libro storico alla fine, dove ci sono queste lettere dei Garibaldi. E quindi noi abbiamo onorato Garibaldi con un sacco di statue nelle piazze italiane. Sì, guarda, l'assurdità è proprio questa, no? C'è un aneddoto molto simpatico. Mio cognato ha un amico argentino che viene giù in Italia a trovarlo, al che gli fa visitare Rovigo. Facciamo un giro per la città, arriviamo a Piazza Garibaldi, al che gli chiede: ma chi è il monumento di quella persona lì? E fa: il monumento Piazza Garibaldi. L'argentino lo guarda e gli fa: quando è che fate una statua ad Al Capone? E mio cognato lo guarda e fa: perché? Fa: no, visto che fate dei monumenti a fare dei delinquenti, fategli quella anche ad Al Capone, visto che ci siete. Questo è detto da un argentino che conosceva veramente Garibaldi chi era. Perché il problema è che all'estero conoscono forse a volte meglio di noi la storia. All'estero sanno meglio di noi, perché si fa fatica anche a trovare dei testi dove c'è scritta la vera storia. Le memorie generali Town de Revel in Italia non le trovi, devi andare all'estero a trovarle. Voi come avete fatto come Venetkens a ritrovare documenti? Perché abbiamo persone che stanno dedicando la loro vita o la loro passione alla ricostruzione storica. Abbiamo persone che stanno ricostruendo tutti i confini storici, ritrovando tutti i ceppi datati territorio Veneto, Serenissima Repubblica, li stanno classificando, li stanno inserendo proprio per ricreare i nostri reali confini e stanno trovando libri, andando in archivi a Vienna, andando in archivi in Francia, in Svizzera, ma in Italia purtroppo non c'è niente. Magari, o non te lo fanno trovare, che è diverso. Magari chi ascolta questo video, magari si trova all'estero e la famiglia ha origini venete, magari in questo momento è lontano
ma qualche memoria, qualche libro, qualcosa? Se vuole farcelo avere, siamo ben lieti di accoglierli e di utilizzarli al fine di far conoscere la nostra vera storia. E anche un'altra cosa, sarebbe bello se condividessero, ci scrivessero, no? Magari raccontando la loro storia che gli veniva raccontata dai nonni, Ah, sarebbe ancora più bello. per dare valore a tutto quello che stiamo Certo, dicendo. ma io ti dirò che ho conosciuto su Facebook un ragazzo brasiliano. Sto ragazzo è di nonni veneti, fatalità i nonni abitavano a Boara Polesine, 3 chilometri da casa mia. Io abito a Rovigo, residenza a Rovigo, di conseguenza casa mia proprio. E così parlando, insomma, mi racconta che lui ha ancora la memoria raccontata dai nonni di tutto quello che è successo, per cui lui ha la memoria storica, tanto che gli ho anche mandato le bandiere, perché lui ha il Veneto, per lui il Veneto è Veneto, non è Italia. Spieghiamo anche questa differenza, no? Molti pensano che il Veneto sia un dialetto. Il Veneto è una lingua, una delle lingue più antiche, che è stata riconosciuta comunque come lingua dall'UNESCO nel 1999, quindi è una lingua ufficiale. Il Veneto non è un dialetto. Così come anche il sardo, il siciliano. Esattamente, sono lingue. Carlo Alienello ha scritto un libro che si chiama La conquista del Sud, dove appunto spiega quello che stavo dicendo prima, di che cosa è successo quando Garibaldi è arrivato sui territori del Regno delle Due Sicilie e di quello che ha fatto Camillo Benso, conte di Cavour, istituendo i campi di concentramento. È un libro interessantissimo da leggere, lo consiglio. Risveglia veramente le coscienze, fa veramente capire che cosa è l'Italia realmente, come è iniziato e che cos'è e che cosa sta continuando a fare, perché l'Italia nella sua Costituzione c'è scritto che ripudia la guerra, ma se andiamo a guardare storicamente l'Italia ha dichiarato guerra ben, mi pare che sia 18 volte. Per fortuna che la ripudia la guerra, pensa se non la ripudiava. Immaginiamo l'effetto anche con le nuove generazioni. Io parto anche da me stesso quando ho scoperto questa cosa, cioè prendi una sberla. Quando inizi a scoprire tutte queste cose, dici, ma io fino a ieri dove sono stato? E per fortuna che c'è molta gente che si sta risvegliando, ma c'è anche molta gente che purtroppo fa fatica a recepire che sono stati presi in giro. E quello fa ancora più spavento, perché mi è capitato anche di parlare con una persona, con un amico, e quando gli ho messo davanti al fatto compiuto, gli ho dato le prove e tutto quanto, nonostante tutto ha detto, se io devo combattere contro di te, io combatterò per l'Italia. Ed è un Veneto di generazioni. Finché noi continuiamo a lottare tra di noi, loro continueranno a governare. E la nostra forza è quella di essere insieme. Nel momento in cui noi siamo insieme, loro cadono. Istruiamo le persone, facciamo sì che i figli siano istruiti, facciamo conoscere ai nostri figli la nostra vera storia. Sappiamo che i bambini sono delle spugne, assorbono e imparano prima di noi adulti. E mettere un bimbo di fronte a un altro che gli racconta chi era veramente Garibaldi o che cosa è successo realmente, quell'altro va a casa a domandare ai genitori, ma che cavolo ho imparato io? Provochi e gli susciti curiosità nel capire perché lui sa queste cose ed io no. Ti do il benvenuto, mi presento, sono Walter Michelini, segretario nazionale dei Veneticans for Freedom Front. Fronte di liberazione dei Veneti, fronte di liberazione per la libertà. Quello che ti racconterò su questo canale ti sconvolgerà. Scoprirai cose che ti sono state nascoste per oltre 150 anni di occupazione italiana. Cose che hanno impoverito il popolo veneto e che lo hanno sottomesso e che gli hanno tolto conoscenza, cultura e storia. Quello che ti invito a fare è iscriverti ai nostri canali e condividere quanto verrai a conoscenza con più persone possibili. Questo ci aiuterà a far crescere il nostro fronte e a portare a più persone possibili la conoscenza della vera storia del popolo veneto, ma soprattutto a far valere i diritti internazionali che abbiamo come popolo e come Stato.